Allora, mister, il Vittorio Veneto non riesce a portare a casa un punto neanche da Roma. Questa trasferta contro la Lazio oggi si è rivelata fatale per 2 episodi nel primo tempo, dove il Vittorio Veneto ha concesso queste 2 palle al Lazio e ha dato il via alla vittoria, insomma, della squadra capitolina. Sì, ma al di là dei gol subiti, diciamo che se siamo la squadra del primo tempo i punti ne faremo ben pochi. E sì, gli episodi ci hanno condannato, perché abbiamo preso 2 gol da calcio piazzato e quello non dovrebbe succedere, però abbiamo concesso tutto il primo tempo a loro e questa è la cosa più grave. E quindi è vero che abbiamo un po' di assenze, è vero che sono assenze pesanti, però questo non deve giustificare un cambio di prestazioni così come è avvenuto nell'ultimo periodo rispetto al periodo iniziale, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e probabilmente, anzi sicuramente affrontare le partite in maniera diversa, quindi l'obiettivo nostro sarà quello di cambiare tipo di atteggiamento, soprattutto nel primo tempo, perché abbiamo concedere 45 minuti a una squadra e ritrovarsi sul 2-0 meritatamente, anzi forse ci è andata anche bene nel primo tempo, senza creare nulla. Non ce lo possiamo permettere, non se lo può permettere nessuna squadra e quindi dobbiamo cambiare da subito. Ecco, dicevi proprio dell'atteggiamento da cambiare, perché comunque nel secondo tempo si è visto il gol di Domi ha riaperto un attimo le speranze, poi dietro si è ballato di nuovo. Ma no, il secondo tempo è stato tutta un'altra partita, sicuramente per l'atteggiamento, per il gol che abbiamo trovato, per il ritmo che abbiamo dato alla gara, per quanto abbiamo giocato rispetto al primo tempo. Abbiamo concesso dei contropiedi, quelli erano abbastanza inevitabili viste la velocità che avevano loro davanti, però abbiamo chiuso anche abbastanza bene. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo e quindi riuscire, questo sarà compito mio, di fare anche un primo tempo a questi ritmi, perché allora se teniamo il ritmo che abbiamo tenuto nel secondo tempo per tutta la partita, allora possiamo tornare ad essere protagonisti, altrimenti no. E quindi dobbiamo metterci a lavorare e cambiare il modo di affrontare le partite. Anche perché se guardi la classifica di oggi dici che dietro stanno correndo più di davanti. Ma sì, il campionato è molto equilibrato, no? Al di là dell'ultima in classifica, della prima in classifica, che adesso sembrano aver preso una direzione abbastanza definita, e le altre siamo tutte allo stesso livello, credo, per quello che si è visto. Ultimamente noi stiamo facendo male, quindi stiamo subendo troppo e stiamo creando troppo poco davanti, quindi sicuramente è un momento in cui alcune assenze ci possono penalizzare per il nostro tipo per la squadra che siamo, insomma. Però dobbiamo cambiare sicuramente molto dell'atteggiamento iniziale. Siamo con Alice Bonassi al termine della partita Lazio Vittorio Veneto. Una considerazione da dietro, Alice, purtroppo le ultime partite il Vittorio Veneto sta subendo tanto, c'è qualcosa da sistemare e mister diceva magari possiamo partire dall'atteggiamento che il Vittorio Veneto ha messo nel secondo tempo ma non ha messo nel primo. Sì, il primo tempo sicuramente eravamo più molli, meno convinte, il secondo tempo si è vista comunque la differenza di approccio e sì, sono d'accordo sul fatto di ricominciare da quello e cercare di non pensare troppo, diciamo, agli ultimi risultati e pensare solo a migliorare, insomma, a far meglio. Hai un'occasione, diciamo, tra virgolette, sarà Giulia Reginato fuori ancora altre 2 giornate, quindi ci sarà spazio per te ovviamente. Come la vedi, cosa pensi da dietro, insomma? Io penso a dare il mio contributo alla squadra, poi ovviamente spero che comunque Giulia rientri anche in campo, però io farò del mio meglio comunque quello che posso fare, ecco. Siamo con Gloria Frizza, analizziamo un attimo perché magari il Vittorio Veneto non sta più portando a casa punti da quasi un mese a questa parte. Probabilmente siamo entrati in un periodo un po' negativo e mentalmente probabilmente risentiamo di questa cosa, quindi la prima difficoltà
o il primo pallone, diciamo, sporco della situazione che perdiamo, poi mentalmente abbiamo un crollo, no? E oggi forse il secondo tempo, i primi 10 minuti si è vista un po' la reazione, però poi una volta risubito il gol siamo, fra virgolette, ripiombati nella negatività. Forse questa è la cosa su cui dobbiamo lavorare, perché fino a un mese fa eravamo gli stessi elementi, la stessa squadra, con la stessa mentalità, e riuscivamo a girare, e adesso non riusciamo più in questa cosa. Diceva il mister, magari cambiare un attimo l'atteggiamento che nel primo tempo non si è visto e si è visto, come hai detto anche te, nel secondo. Sì, però credo che noi scendiamo sempre in campo per dare tutto con il giusto approccio, perlomeno questa è l'intenzione, e poi probabilmente, ecco, la prima difficoltà ripiomba un po' la negatività, no? Quindi magari chi ha meno esperienza si butta un po' più giù, e magari noi con più esperienza non riusciamo a trasmettere la tranquillità in campo, e diciamo un mix di cose che coinvolge tutti, no? Dagli 11 che scendono in campo alla panchina, tutto il gruppo. Quindi l'unica cosa da fare è lavorare a testa bassa, rimboccarci le maniche con tranquillità, senza ansie particolari, visto che, come detto, sì, è vero, abbiamo qualche deficit, qualche infortunato, qualche squalificato che sicuramente pesano, però la forza di una squadra è comunque tirarsi fuori anche delle difficoltà. Ecco, adesso c'è ancora una partita, poi magari quella giusta pausa, magari nel momento giusto a sto punto. Sì, diciamo che andare in vacanza con 3 punti, visto che giochiamo da noi in casa, sarebbe l'ideale per poi poter lavorare durante la pausa e ripartire al massimo.